Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video, il primo della Serie A 2019-2020, ovviamente una sconfitta, perfetto. Si inizia col botto, l'anno scorso ho fatto uno sfogo, quest'anno sinceramente non mi sento di farlo. Non lo so perché, non mi sento di fare sfoghi, è arrivata una sconfitta, va bene, ci sta. Per quanto sia molto molto incazzato, Allora, ci tengo a precisare che io il primo tempo non l'ho praticamente visto, quindi non lo commenterò, commenterò quello che ho visto nel secondo tempo, perché purtroppo non stavo a casa mia, stavo con mio suocero, quindi stavo su diretta gol e facevano vedere un po' tutte le partite, quindi non l'ho potuta praticamente vedere. So che si è infortunato Pavoletti, speriamo che non sia niente di grave, anche perché poi rischierà di essere una giustificante per un'annata deludente, eventualmente, il fatto che Pavoletti si sia infortunato insieme a Cragno, e io sta cosa la odio, perché secondo me gli infortuni non ti possono giustificare una stagione intera. Ma tralasciando questo, un Cagliari che non so come abbia giocato nel primo tempo, ma nel secondo a me non è per niente piaciuto. Non è per niente piaciuto. La prima cosa, continuano ad esserci i cross alla cazzo di cane, specialmente negli ultimi minuti, perché bisognava acchiappar pareggio. Ho visto il Cagliari che dalla difesa faceva i cross, dalla difesa, a scavalcare la difesa avversaria, con la difesa avversaria ovviamente piazzata. Good job Maran. E cosa veramente insensata, però va bene. Poi a Castro non si sa che gli è preso in mezzo all'area, gli è presa a Sciabarabba e ha incominciato a palleggiare piuttosto che tirare. Lì era da prendere e tirare al volo, lui ha continuato a palleggiare, poi fa qua rovesciata che tra l'altro è finita pure addosso a un giocatore del Genoa, e sei del Genoa del Brescia. Vabbè. Cerri, sempre il solito Cerri, non è cambiato niente. Ligo Giannis, veramente scandaloso. Paradossalmente il migliore che ho visto in campo, nonostante abbia giocato penso nemmeno 5 minuti, è stato Ragazzu, perché quando è entrato Ragazzu il Cagliari ha incominciato veramente ad andare avanti. Cioè c'è deve pensare uno che fino a 2 mesi fa giocava in Serie C. Vabbè. Pinna sinceramente non posso giudicarlo, però è quello che ho visto insieme al ragazzo giocare un po' meglio, che ci provava un po' di più. Però comunque sempre i soliti cross veramente insensati e prevedibilissimi, perché se tu giochi soltanto di cross sei prevedibile. Nandez che va de rovesciata su qualsiasi cosa si muova, cioè è allucinante. Qualsiasi, poi sempre allo stesso punto del campo andava a pialla e rovesciata, sempre lì andava rovesciata. Vabbè, pure, cioè non posso dare un giudizio vero e proprio su nessuno perché, ripeto, la partita l'ho vista a metà, però non mi è piaciuto, ma non è che non mi è piaciuto il Cagliari, ok? Non mi è piaciuta la mentalità, perché nonostante il Cagliari ci abbia provato, perché è innegabile che magari non così concretamente, però ci ha provato, purtroppo solo negli ultimi minuti ci ha provato veramente. È la mentalità che manca, perché tu ci puoi provare quanto ti pare, ma se non sei convinto tu non vai da nessuna parte. Ci puoi provare quante volte ti pare, ma se non sei convinto in testa, se non c'è il pensiero nella testa di poterla ribaltare la partita, di poterla portare a casa, tra l'altro se l'avremmo pareggiata avremmo incolato 2 punti al Brescia, perché il Brescia, complimenti, ha meritato di vincere. Se non c'è la mentalità tu non vai avanti, e per questo io continuo a dire Maran va esonerato, va preso un allenatore che ci sa fare, perché la squadra c'è, gli elementi ci sono, si può fare bene con questa rosa, io ne sono più che convinto, ma è l'allenatore che non sa gestire la squadra. Negli ultimi minuti Sky ha fatto una ripresa su Maran, che Maran ha una faccia ma da deficiente proprio,
da piarlo a schiaffi in faccia a 2 fino a quando non diventavano dispari, e stava così. Che cazzo fai così? Non sai gestire una squadra, non è capace a gestire una squadra e non è capace a dargli le motivazioni giuste. Paradossalmente, io non me la scorderò mai quella partita, non so se alcuni se la ricordano, andatevi a vedere come il Cagliari ha giocato la prima partita con Lopez, che fu un Lazio-Cagliari 3-0, che perdemmo 3-0. Però nonostante avessimo perso, non giocammo per niente male, e fu la prima partita di Lopez sulla panchina del Cagliari. Andatevi a rivedere la partita, andate a vedere come giocava il Cagliari. Un'altra cosa. Mo non sto a dire che Lopez è meglio di Maran o che Maran è meglio di Lopez, perché tutti e due hanno i loro pro e i loro contro. Pro non ne riesco a trovare più di tanti, però capite bene che non è fattibile la cosa. Non è veramente. Secondo me Maran va esonerato subito. Non lo vogliamo esonerare subito? Allora aspettiamo di perdere pure la partita con l'Inter e dopo esoneriamolo, non c'è problema, ma va esonerato il prima possibile. Perché sta squadra c'ha bisogno di un mister coi coglioni sotto che alla prima difficoltà non si va a difendere. Perché tanto quello il Cagliari fa. Poi i soliti retropassaggi del cazzo, comunque cose trite, ritrite, viste, riviste, da non si sa quanti anni a questa parte. Basta, basta. Basta perché è l'anno del centenario, basta perché non ci può bastare una salvezza. Mettiamoselo in capoccia, una salvezza tranquilla quest'anno non può bastare, perché tu non hai speso milioni su milioni per una salvezza tranquilla. Perché potevi prendere altri tipi di giocatori. Potevi prendere altri giocatori per piantare una salvezza tranquilla. Non andavi a prendere l'acquisto più oneroso della storia del Cagliari per salvarti tranquillamente. Ok? Questo è come la vedo io, ovviamente. Tra l'altro, ripeto, complimenti al Brescia per la partita perché ha fatto una signora partita, e complimenti anche all'arbitro e a tutta la quaterna, quinterna, sesterna, come cazzo si dice, a tutti gli arbitri, VAR e guardaline, perché hanno arbitrato veramente molto bene. Giusto annullare i 2 gol del Brescia perché erano in fuorigioco. Il primo, tra l'altro, veramente io non ci avevo fatto caso fosse in fuorigioco Donnarumma. Giusto dare il rigore al Brescia perché lì Cerri è stato un coglione. Complimenti Alberto. E giusto annullare il gol del Cagliari perché purtroppo Castro si trova in fuorigioco. Quindi strano, strano, molto strano da dire, ma complimenti all'arbitro perché ha arbitrato veramente molto molto bene. E niente, detto questo, adesso non mi viene nient'altro da dire. Spero che la partita contro l'Inter possa essere diversa. Speravo di arrivare alla seconda giornata con almeno 4 punti, ciò non accadrà. Dubito che arriveremo con i 3 punti, però bisogna comunque provarci, perché se non ci si prova non ci si riuscirà mai. Detto questo, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.